Il vaiolo delle scimmie, nessun allarme. Per adesso i casi isolati sono pochi, si tratta di un ceppo che è un po' un parente del germe del vaiolo che aveva imperversato in tutto il mondo fino a circa il 1977, quando è stato dichiarato debellato a livello mondiale. Al momento dunque nessun allarme ufficiale, ma l'alert lanciato dall'OMS per 92 casi confermati in 12 paesi è bastato per attirare l'attenzione su un virus già conosciuto dal 1958, quando fu identificato in un laboratorio di Copenaghen. Un virus che non dà una sintomatologia particolarmente impegnativa, ma dopo l'esperienza del Covid-19 il Ministero della Salute ha comunque elevato la soglia di attenzione per intercettare eventualmente i primi casi che potessero verificarsi. Al momento nella nostra zona non abbiamo segnali di casi sospetti e certo la sintomatologia all'inizio è confondibile con altre patologie perché è una sintomatologia simile influenzale, astenia, febbre, spossatezza. Quello che la caratterizza poi è la comparsa delle cosiddette vescicole a livello un po' del corpo, anche a livello dei genitali e che sono anche responsabili della trasmissione della malattia che si trasmette proprio per contatto stretto, molto spesso proprio per questa rottura delle vescicole. A ridosso delle vacanze estive, al momento nessuna restrizione è stata diramata dal Ministero per quanto riguarda i viaggi, ma utili sono le raccomandazioni. Raccomandare, come raccomandiamo noi a tutti i nostri viaggiatori, una certa attenzione nel diciamo, rilevare questo tipo di sintomatologia. La mortalità è molto bassa, chiaramente, certo sono sempre in causa un po' le persone più fragili, più vulnerabili.